depende. De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Il principale che stai facendo? Sto appoggiando in un deposito. Ah, benissimo. Qui, a noi tu, su! Andiamo. Non per viaggio che fa? Io non posso perdere di beh, Che la stazione? Ma è un affare di un momento. vabbè. Tu, avanti, cacciate le carte. Le carte. Vi vedete che vuoi, la prima passata con chi? Via. Avanti, sottovoce. Un, due, via. Che giorno d'allegria, che delizia, che godere, se risposi questo sia, un principio di piacere. Di piacere. Macaretta, che peccato, non tengo una voce di soprano. Via. Un, due, via. È una rosa in verità, è una rosa in verità, in verità, in verità. Basta, ma che state facendo? È una stella mattutina, è una rosa in verità, in verità, in verità. Quello è Don Beppino, No, ma seguitate, perché mi facete piacere. Io amo il canto, amo la musica, amola. Oh signore, che possiate essere benedetta, amate la musica. E allora vuol dire che avete cuore, avete sangue nelle vene. Il nostro principale invece odia la musica, è il nemico della poesia. Ma caro Don Beppino, il vostro principale, disgraziatamente mio marito, non è un uomo, è un animale qualunque. Che stile vuoi cantare? Beh, è un coro che ho composto io da cantargli in occasione del matrimonio della vostra figliastra. E non voglio dire che il principale lo verrebbe a sapere. Quello sarebbe capace di cacciarmi. Ma vi assicuro io che mi è riuscito un capolavoro. Ma come? Voi sapete la musica? Siete capaci di scrivere un coro? Capace di scrivere un coro? Ma signora, io ho fatto delle opere colossali. E come va poi? Non sono stato compreso, oppure diciamo che non ho avuto fortuna. Informatevi signori, informatevi a Napoli chi è Giuseppe Russo. Ho scritto molto e ho guadagnato poco, non ho avuto incoraggiamento, no? Per poter tirare avanti la vita io faccio da cassiere in questo negozio. Io che sognavo la musica, l'arte, e essere stato qua dentro a segnare una partita di fichi secchi e una partita di aringhe salate, signore. Vedete, ma è troppo dolore per me. E poi quando tengo un poco di tempo faccio dei versi, ci adatto la musica e che volete, è l'arte che me lo impone. E io faccio il cassiere per vivere. Ma io sono nato artista. Guardate la mia testa, signore, guardate i miei capelli. Ma voi tenevate tutti sti capelli? E non li ho mai tagliati. Che bella cosa.
E non vi pare una testa artistica? Sicuro? Io sono stato disgraziato anche nel cognome, signore. Invece di Rosso, mi sarei chiamata Verdi. Io a quest'ora sarei il secondo Giuseppe Verdi. Differenza di colore. Perfettamente. E quel coro lo cantate domani sera? Sì, signora. E ho bisogno ancora di concerti. Per esempio di San Luigi e Salvatore, che li suonano come due cani. Qui che volete? Quando mai abbiamo cantato? E però sapete che il zio principale se ne donna e cascio in guida. E adesso c'è la signora che ci protegge. No, scusate, Don Peppino, io non voglio mischiarmi in mezzo a queste cose. Quello è un uomo terribile. Non voglio mai un cielo che scoprisse che i giovani rumalazzini sono protetti da me. Mamma mia, succede a Rianucciastro. Figuratevi, trattando dalla gelosia, non mi posso neanche affacciare la finestra. E quando aggia lasciato un poco, aggia solo quinta. Su questo poi ha ragione, Ma che ragione è ragione? Questo si chiama rendere infelice una donna. Io capisco che uno può essere giusto, ma arrivati lo punto poi no. China, alla da ieri, ma la vetta la gabbia e mi faceva pure un canario. E perché? Perché diceva che io lo voleva troppo bene e io non poteva soffrire sta cosa. Oh, questa è bella. Se volete sapere, quello è un affare serio. Papà, perché era ricca, ma volesse fare sposare forza. Gli ha già passato che tu hai. Mo, se mi trovo a capaccio lì, sapete che si può afferrare? Signore, è un anno principale. Mi dici che stai qua, No. La mondo sta meno pulito, Là stanno i fico secchi che stanno abbottonati. Subito! Salvatore, va piglio guarantini che sta da fare la spedizione per Napoli. Va bene. Peppi, io sto 60 kg, visto per cassa, e scarso via dei carmini. Va bene, sarete servito. Essere parlato con tutti. Ah, mica prima che mi scordo. Stanno segnando la destinazione. Tanta la gente si conserva all'albergo della strega. La trovo Giulietta prima che sta. A proposito, come si sta? Mannaggia, mannaggia. Stanno a spedire per Napoli. Lui sa che roce e tu sa che si secca. Sto vincendo i negoziati. Ignazio. Lui che fai loro? Vado a aprire il più Va bene. Assolutamente ha bisogno di un segretario, una persona di fiducia che guardasse gli affari, gli interessi miei. Io prima stiamo in società con Ignazio, o guarda, l'avrei tutto così, poi ci siamo spartuti e sono rimasto solo io. Mi sa che mi sono surata, la capo non mi aiuti più. Proprio, si aspettava un giovane che si andava stamattina. Lei mica è venuto qualcuno che gli cercando a me? Ah, è venuto un certo giovinotto, ha detto che torna più tardi, mi ha lasciato sto bigliettino. Felice Sciamò. Sì signore, chi stai? Chi stai quello che mi ha raccomandato il deputato? Ma perché non l'hai fatta scegliere? E chi l'ha detto che non avessi incomodato, si faceva un giretto per tutto sorridente e poi tornava. Vabbè, un giovane raccomandato al deputato è forse poco. La trovo Giulietta mismo che sta facendo. Ui, ma dimmi una cosa, ma moglie mi è stata capace? No signore, no signore. Come no signore? Io sei andato? Ho fatto un cane, sei andato ora. E mi dite che la moglie la vostra che non è venuta. Peppi, ma assicuro pure tu? Ma di che cosa? Che moglie non è stata capace? No, ma ve l'assicuro io, state tranquilli. E in principio ti piace poco. Quando più ci pensi, ti vedi che hai fatto male a una giornata. E per giunto poi mi ha scusato giovane e bello. Sembra un pensiero che non mi fa dormire. Pare che l'aria stessa mi ha rubato. Oggi visto una cameriera vicina, la quale, quando io non ci sto, mi dice quello che fa. Ma non sono tanto sicuro. Il cameriere è sempre cameriere. Mi mette paura, mi può dire una cosa banale.
Ah, se potessi trovare una persona di gran fiducia. Poi che sta ancora film indagato, ancora. Ma che rimane a sé se ne va, perché si sposa, si marito, e rimane solo a dire tutto. Signor, Che sta? qui avete detto che volete sapere che fa il signore quando non c'è stato? Sì, perché? Poco prima ha voluto essere lavato, pure da sciurire il caccettiello. E perché? Mo tranquillo. Però le cucinate tanto bene. C'ha misa povera e mo sta imparando a fare il gioco. I giochi. Già, i giochi. La misa rifà un po' di mura e si dice ferma sciurito, tutto povero. Io penso che ha fatto buono a dirmelo, no? Sicuro che ha fatto buono, beh, anche non è una gran cosa, insomma. Però perché vuoi imparare a fare i giochi, no? Perché tanta premura che tu calci. E a vita avrei quando avanti con la rata. La basata! Sta serviglia è un sparo, cacciuttino, Ti raccomando, state vicino a esso, fammi sapere tutte cose, che a stipa tu stipi così, Che? Va. Grazie tante, di che belli complimenti che mi ha fatto. Quando è oggi piglio cacciuttello è un regalo agli altri. Io non capisco perché vuoi imparare a fare i giochi. Perché non mi impara a me a fare i giochi? Perché? Che stai facendo? Sono assommando delle cifre. E come da sommare i cifre porta a battuta? Chi porta a battuta? No, non mi trovavo con i conti. Allora dicevo tra me e me, dove sarà l'errore? Dove sarà l'errore? Gli chiedi che stu Peppina dai strumento fatto. A proposito, principale, oggi scade la cambiale di Don Attanasio, che sa da fare? Come che sta a fare? Peppi, venga a sta cambiale, Va bene, vi sento subito. È un principio di piacere, come piacere, come piacere. No, filla, a verso tu porti. Dille che le fa, canta sempre. Signor, Che sta? Dove no? la signora ha avuto una visita. Una visita? E che visita? È venuta a parlare insieme con figlio. Ah, un figlio. Va bene che figlia che non vogliono che tu diciamo, però a volte non faccio dire che un po' combina qualche piattino. Ma tieni dopo, state vicino a esso, che mo vengo. Che sono 4 noci, Signor, scusate, ma voi mi diceste che mi devo mezza lira ogni masciata? No, senti, mezza lira ogni ambasciata positiva, ogni ambasciata seria. Quando sono cose di poco conto, io non conosco figlio. Va. Di che? Io mo che se ne vado a fumare, sì, mi vado a coppe, capisci, è venuto per lo voglio, capisci a me. Va bene, Se qualcuno, falla ascoltare. va bene. Povero, il lago censurato non duro di più. E alla ragione però, E le dai una moglie che è tanto buona. E che sacci, quando la riga mi si fanno in carne pure. Buongiorno. Scusa. Oh, che bello, capite? Sto perino carissimo. E voi che ci fate da questi lati? Io ne sono venuto per un affare, capito? E tu che si fa? Io da giovane ero notaio. E tu hai sta piazza, eccomi qua, mi faccio lo scrivano. E un principale tuo si chiama Pasquale Catone. Sì signore, ricco negoziante. E dimmi una cosa, Michele, poco prima che fosse venuto un giovane, un certo Don Felice Ciosciamucca. Sì signore. Ha lasciato un biglietto e visto, dicendo che è tutto tardi tornato. Sangue di bacco, Michele, ti voglio far fare un sacco di risate oggi. E perché? Niente, per un servizio che l'ha combinato, o meglio, non è altro che la rivincita che mi sono voluto prendere. Michele, mo ti conto tutto, però mi raccomando. Oh, non devi dubitare. Su Felice Ciosciamucca è un amico mio carissimo. E ci conosciamo a 15, 16 anni, hanno fatto una scuola assieme. E ci volimmo bene come due frati, Hanno fatto sempre degli scherzi scambievoli, sa? Però senza pigliarci mai collere, perché alla fine non erano una gran cosa. 4 mesi fa, indovinano poco che mi ha combinato? Io mi ha sposato una figliola che teneva 30.000 lire di dote.
Ma mio padre erano due bravissime persone. La sera io avevo a firmare il contratto di matrimonio e siccome capitava di carnevale, dovete questo assassino che pensi fa? Mi manda una lettera firmata dal padre della sposa e nella quale c'era scritto: carissimo genero, essendo carnevale ho pensato di firmare il contratto di matrimonio con tutti gli invitati vestiti in maschera. Ve l'ho voluto avvisare a ciò. Scegliete un bel vestito e fateci una bella sorpresa. Firmato, eccetera, eccetera. I credete come se la parria che venuto chiunque. E la sorpresa ce la facete, infatti. Ma a presentare in mezzo a tanta gente tutto vestito elegante, io vestito con mano selvaggia, perché con tutte le cosce a fuori e tutto di nudo in nero. E succedette una risata generale. Ma mio padre sono furiano assai, perché dicendo chi l'aveva offesa e non volettero dare più la figlia. La mattina seguente incontrai l'assassino in mezzo alla via e mi dicette che era statissima con scherzo, appunto per mi far scombinare un matrimonio, perché diceva che se mi sarebbe anzurato sarebbe finita la nostra amicizia. Ma io intanto però per scherzo ce ne verso mia vita. C'è capito. E poi mo, dopo lo va a prendere in da scarpa e la volete fare qualcosa con sarebbe. Una cosa che lui non si può nemmeno aspettare. Che cosa? Disse, giorno fa, si presentare a Duzzito come un deputato Carpi, chiedendogli di essere piazzato in qualche posto come segretario o contabile. Mio zio scrivette a su Don Pasquale Catone, proponendogli un giovane di grande fiducia. Don Pasquale accettai e appunto aspettavo oggi con la lettera di presentazione. Io ieri affurai tutte cose, curietto in coppa a Duzzito, io pregai e tante, che alla fine ho perso di al papà che dicevi. E che le faceste le fare? Niente, nella lettera di presentazione alla fine ci hanno fatto scrivere una cosa, che quando Don Pasquale la legge ci facciamo l'albero in riso. Ma che cosa? Niente, di che, ma non ti posso dire niente più, perché tengo paura che bene mi trovo qua e che non voglio far trovare, capisci? Però quando è di mani ritorno, e tu mi sai parlare e dici tutte cose. No, va bene. E allora, e voglio dire, che sta buono. Ma non è lo trovo che c'ha scritto in quella lettera. Che significa quando uno non tiene che pensare. Quello che si sta buono. Tiene solo a isso. E ci fa passare qualunque corico. No, basta! Io voglio sapere che significa un rispondere alla così alterata. Io sono padre e come padre voglio essere rispettato, capisci? Io vi rispetto, vi stimo, vi voglio bene. So che mi siete padre, ma non avete il diritto di rendermi infelice per tutta la vita. Non parla italiano che non può finire. Il dialetto non lo so parlare. Il cancro Monica francese, ma non imparata così stupendo. Io voglio sapere perché non dovevo sposare Caruccio, un nipote Ignazio. È giovane, coraggioso, bello, non si tiene una parola di nessuno. Tiene una gran premura per te, neanche altro vai trovando. Per voi tutte queste cose bastano. Per me no, io non lo amo. Ma perché? Mamma che cosa scivolare, guarda che sommo che mi ha fatto fama, guarda. Perché è un uomo rozzo, senza maniere, senza gentilezze. Io voglio maritarmi con un uomo distinto, nobile, aristocratico. Tu vuoi dare un pugno in capo, ti voglio dare. Vedi quante cose ha imparato sta molto giusto. Io ho girato la parola e che la testa. Sono 6 mesi che facciamo questo, Prima dici che sì, poi quando si inganna che avevo dato dici che no. Di mano assesa da firmare un contratto assolutamente. Ma io... Zitti, vattene in coppa, marcia! Ma io voglio fare una cosa, perché si può scusare un Carluccio? E che ne sai, Michele Picchi, qualche informazione te ne arriangava. Questa è la terza volta che ho fatto. Quando vengono notare che tutte le carte sono pronte, e se figlia dici che no. E poi Michele Picchi mette paura di Don Carluccio. Chi è il malandrino? Può essere che mi fa qualche cosa. Questo è certo. Chi per tutta sorriendo, sai come chiama? L'uomo è firme, tanto la forza per te. Io per me lo faccio prima di prosciutto. Signor, Che sta? ah signora, se sta lavando la faccia. Che caggia fa? E te l'ha voluto dire, ha fatto malamente. No, ma non potevi fare a me, in fondo è una lavata faccia. Vabbè, se potete come volete a me, ma
trovare un po' più vicino al signore? Grazie, Grazie tante. Mannaggia, quanto mai mi sono giurato? Principale, sta venendo un giovane rubi gli antisi, che gamma fa? Chiedo, un felice ciò c'è molto. Poi ci sono te. Favorite, favorite! Grazie, grazie. Voi siete un felice ciò c'è molto. A servizio. Favorirmi sempre. Vi ha mandato l'onorevole deputato Cardi. Perfettamente. Il quale vi manda tanti saluti e mi dice di non dimenticare che le tigusecche imbuttonate. Domani sarà servito. Sempre che lui mi dà ordine, io mi credo troppo onorato. Lui mi disse che voi avevate bisogno di un segretario e ha preferito me. Bravissimo. Quanti anni avete? Quanti anni te? 40 anni e 4 mesi. Ma io sono stato 10 anni con Ravella Nave. Che faccio questa uccice? Sono stato 10 anni con Ravella Nave. Poi me ne sono andato perché non mi ha voluto aumentare. Ma la Ravella stesso vi potete informare io chi sono. Non c'è bisogno, è una persona portata da deputato e mi sta bene. Basta così. Io poi ho la lettera di presentazione. Accomodato. Perché? Fammi un piacere, va a perché lo spiego secchia. Non dice che è un deputato in bomba, già ne faccio. Sì, signore. Eccomi qua. Poco steno, poco buono, poi ce n'ha mai. Ma fare un bravo amico. Caro Pasquale, il fornitore della presente è il giovane che ti propose. Egli fa per il tuo negozio e di buonissimi costumi, educato, istruito e senza pretensione. Puoi benissimo affidargli tutti gli affari tuoi, perché è un giovane di sperimentata fiducia e fedele come un cane. Devo dirti però che è molto disgraziato. A me però ha conversato tutto. Fino all'età di 15 anni è stato guardiano di un harem in Costantinopoli. Voglialo bene perché se lo merita. Ti saluto, tuo affezionatissimo caro. Bravissimo, la lettera parla molto bene di voi. È bontà del deputato. Io da questo momento vi prendo con me, in qualità di segretario, con lo stipendio di 100 lire al mese, mangiare e dormire. Siete contenti? Sì. Tutto quello che fate voi sta fatto bene. Io poi mi metterò a parte di tutti i miei segreti, di tutti gli affari miei, e voi pure dal canto vostro mi dovete convidare con me. Certamente, voi sarete per me come un secondo padre. Io credo che dovete essere molto disgraziati. Così è così. Ma perché sono disgraziato? Poveri infelici. Ma c'è un bel stupido di questo. Ma avete fatto merenda? Non signore, non ancora. Aspettate, ora mi servo io. È servito ma adesso. Concentella! Ora vi faccio fare una bella tostata, ecco, un bel bicchiere di vino, Così mi mettete un po' in forza. Ne avete piacere? Ma come volete, lo dite in campo. E poi dopo, quando avete scalate, cominciate a fare qualche cosa, qualche piccolo lavoro leggero, ma vi credere chissà che vi facesse fare. Io so la vostra posizione quando è critica, avete la volontà. Ma chi sta dicendo? Fate voi, io dipendo da voi. Concentella! Comandate. Porta sto giovane in coppa e talla una bella tostata e talla un bel bicchiere di vino bianco. A Zuzu. Ma incominci nell'invidio io. Un proprietario dice una cosa e poi ne dite un'altra. A me, ma non signore. Non è che me la mangi voi le gustate. Ma mangiata avendo pure tre. Diate in tempo stabilito, Poi, ma che è tanto giuro che il papà sta gli altri giovani in quello? Povero giovane, ha una compassione che non si può credere. Buongiorno, Pasquale. Salute, andiamo. Ma spazio facendo.
Che te forse sta calluccia di voi. Hai sta canuffrato, tu non hai la ricetta. E come stiamo ancora con questi cerimoni? Il di a sera si piglia a figlio. Oggi facendo Pasqua, facevano con te, tu sai che quando è terribile. Può essere che si piglia fuori. Vedi, ti dai il signore. No, non stai con è successo 48. Favorite, Don Carluccio. Io vi ringrazio tanto, sapete, però proprio a dire la verità questo Don Carlu proprio non mi piace. E che faccio? Mi potrà risvegliare in una maniera. E di che maniera, scusate? Come? Io domani sera mi devo sposare la figlia vostra e voi mi date del dono. Ma a me pare che mi volessero sfottere. No signore, io ho creduto... Non rispondere. Ma ora sta parlando. Da oggi in poi io voglio essere parlato con tu. Ci siamo capito? Va bene. Pasqua, qui mi stanno un po' arrabbiato. Non fate che è successo a Carlo, quando lo fa il trial? Oh signora, per piacere, ma pigliate condanne, che le sono cose da niente. Ma che ti succede, ne caro? No, quando c'è il E Carlo... per forza pulite, sai. Io stavo aspettato vicino al caffè di esa piazza e stavo facendo 4 chiacchiere con un amico mio. Quando tutto insieme vedemmo una folla vicino a un tubo. Allora dalla curiosità io mi sono sicuro. Quelli appena vedessero a me, tutto quanto si scustavano. Allora io dicevo, ma scusate, ma che è successo? Che è stato? Mi spurretto un echino con aria affeziosa. Sta signora forastera sta chiagnendo perché le aiuta a fornire l'anielli brillanti in da un istituto. E come si fa? E come si piglia? Quelli non facevano, quelli si guardavano in faccia uno con un altro e nessuno faceva niente. Allora le dicevo, lo a cavallo, ma che va in terra, e questo due, hai saluto, facile. Come fosse una saliera, no? Poi dopo, un fiammino, pigliasce, niente a baci, e presi l'anello e lo diedi alla signora. Nel mentre quella mi ringraziava, piglia bene Antonio parrucchiere in faccia a me. Quello è uno che si vede malamente, ma non è nessuno. E mi fa, scusate, Don Carlo, ma non che lo pigli che lo tumpiglio mette nata poco pizza suoia, chi lo sta proprio vicino alla rute camino. E chiamate per fare i facchini e faceva per lui mettere, mi dice, caccia, e chiamate lui i facchini. Oh, e tu faccia a me, a Carluccio un uomo di ferro. Ci dici chiamatelo tu, sai principe, sciamalo, vuoi che non va, ma non va lo facesse fare capito, chi lo sa solo, carato lui, e mi caccia il revolver in faccia. Non è finita, rindato dei casoi a scelto altri 4 amici suoi, con i revolver impostati in faccia a me, e io povero uomo, stavo senza ridere, ma con tutto ciò non mi perdetti il coraggio, mi fermai a pizza. Arreparai e spara, e 4 per ognuno, mi spara, no, se mettettero qui, ma io resta vestito, diretta a presa, finalmente me ne avrei tu sotto in mano, e io mi vedevo stava arrivando a bucare, e invece no, non mi importa, mi fai un passione, che fai? Vuoi pigliare? Devo buttare lo fare, Come fosse stato un muscino, no? Che bella forza che te, che bel coraggio. Ascolta, visto in un giorno che vado a razzare, figlia, la fortuna sola, ma da chi ci dice una parola quando si abita da qui? Tu? A proposito, signore, ma che chi vuole che si piglia a fino, la essa ottava là. E in quanto alla casa, coppano destra, in coppano quarto piano. Questo non lo fa, e poi un giovane educato. A proposito, Don Pasquale, andiamo di matrimonio, la figlia vostra, pare che non tanto mi potesse alleggerire. Facciamo un'altra volta che domani sera dice che non mi vuole. E io poi, fino a mo' non ci ho fatto mai niente, e mai me ne sono incaricato di fare niente. Non volesse che rimane a sera facciamo un poco d'opera. Non ci sarebbe bisogno di fare nessuno. Non ci sarebbe bisogno.
Pasquale, non può mai uscire. Che là è stato pazzire bene. E noi allora ci andiamo a mettere con chi? No, no, perché capite, i porocchi non ci vedi più. E a chi vale valeva. Non c'è bisogno di pagare più. No? Va bene. Pasquale, piacciono già la canneria, noi restiamo come combinati. I pensi per te, e invece una tu pensi per ce l'ha, i dolci, io lo so. Perfettamente. 12.000 lire di dote e 4 anni di tavola franca. No, un momento, rimanete 2 anni di tavola franca. Oh Pasquale, non cominciamo, mo. Come? Io ti ricevo 4 anni. E io che ti rispondo, 4 anni non ti potrà. Che ti rispondete? Che 2 anni non mi capite. Va bene, datemi 4 anni. Ma io Datemi 4 anni. vi darei 15 anni di carcere. Pasquale, mamma tutti gli anni mangiato come mettere in tutto pochissimo, mo, Non mi conviene, non vedi. Va bene. Non ne parliamo più, sono 4 anni. Ah, bravo Pasquale. Pasquale. Finiamo bene. Signore, volete che vada a piare a Zizi? Sì, Pasquale. Me lo stai aspettando. Che non riesce a 3 giorni, poveretto. 3 giorni. A 3 giorni, sì. Che stia già, vai. Ah già. E fa la quanto passa la strada no, ma la qua. Che sia già. Ah già, vabbè, poi Va bene, va bene. e poi venga a comprare. Don Pasquale. E mettete, Ma tu la moglie da te sempre da ridere. Caro Pasquale, io non ho già trovato altro mezzo per stare sicuro. Tu pazzi, te ne dai 27 anni e io ne tengo 56. Stessa posizione mia, anzi io ne tengo 59, esso 26. Ma mo tu mi finito Pasquale, mamma mia. Dico, tutta la tengo chiusa, pure quando esco sto un po' pensiero. Che brutta cosa, così, che brutta cosa. Mille a me. A gelosia di pagare malata e non tra tua. E te ne va a scendere anche quando cavolo. Ma però oggi ho trovato un giovane che si incarica di tutti gli affari miei, a così posso stare sempre vicino a esso. E hai trovato un giovane? Chiaro Sta qua, sta facendo merenda. E tu fai sempre? E che mi prende? Forse quando morì. E perché? Ah, perché vuoi sapere? Sì, lì c'è stato. Vedete che combinazione, sangue di bacco. E chissà sarà buono per guardarmi in piedi. Pasquale, si dice che non piace, lo fa. Che piace? Che stavi la mia cucina roba? Dopo te ne trovi nata a te. E perché? Come perché? Io me ne serve per una cosa mia. E che cosa? Ma tu non ci siete dall'idea. Ci faccio fare guarda a moglie, ma caro lo trovo meglio. Tu che dici? Altro così. Sicuro? Sangue di bacco, io non ci avevo proprio pensato. E che tu facci? E allora Pasquale non mi dici? Dogna, è impossibile, non ti posso prestare questo gioco. E tu ne hai un favore a un'amica come me? Ma fa il favore, hai pazienza, la guarda faccio io la moglie. Tu mi hai aperto la mente. Ah, me? Bravo. Signor, Che sta? che sta? Mo, certo che mi avete la mezza a dire per la signora questa volta, il fatto è grave. Ma che è successo? Prima di tutto, al signore si stava tenendo di macchiavo. E poi mi hanno detto che può nascere un poco. Va bene, che giro, quando sono pronto, di scendere giù che io sto qua, La già riuscita a scendere qua. Sì, signore. Va bene, io così le dico. Poi avete a sapere, tanto la signora quanto la figlia vostra, vedete anche il giovinotto che avete mandato in coppa, l'hanno addimandato tanto a cosa. E poi all'ultimo l'hanno rubato in faccia. Io, quando ha visto che ha detto, mo ce la gioia a dire lo padrone. Bravo, hai ragione, hai fatto buono. Però da oggi in poi non ti incarica più i chili giorno, lascialo io. Ma come? Che l'hanno rubato in faccia? Non te ne incaricate a te, lascialo io. Va bene, quando dici tu tutti tuo padrone. E di cos'è che mi porterà? Non signore, Massimo, te ne girata assai, poi ti fanno male. Come? Ma che di cos'è che vuoi sapere? Io avevo fatto un patto però. Ma che fa? Tu mi rompi la cama, piuttosto vai là dentro, vai aiuta a montare anche lo figo secchio,
Come non ha già in gocco? No signora, ci trovamo il figo secco là dentro. Va bene. E ammazzato al signore di Ciapà. Come passa? Ma quando sto pronto a scendere il cano? Ah già, vabbè, va giù, diciamo. Uè, io per me non ne capisco niente più. Caro Ignazio, io ti ringrazio. Tu mi hai fatto riflettere su una cosa che io come non ciuccio non ci ho proprio a pensare. Che bellissimo può guardare la moglie. Ma così posso stare tranquillo e fare tutti gli affari miei. Posso stare sicuro di un pensiero. Che sta? Niente, Pasquale, mi sono attaccato io. Ma caro Ignazio, potessi far bene di pigliarti cose. Io a chi non giovane non te lo potevo prestare, era impossibile. Meglio dare cercato come favore. È un favore che non ti posso fare. Va. Eccolo qua. Io vi ringrazio, sapete? Mi sono proprio consolato. Quindi di un bicchiere di vino da difficilmente si trova un'altra parte. Quello è un bicchiere di vino buono, è il vino delle mie terre. Io credo che nemmeno in Costantinopoli si trova un bicchiere di vino così buono. Ah, sicuro, bisogna ciechi. Ho avuto l'onore di conoscere vostra figlia e la vostra cara moglie. Bravissimo. Come va? Sono due belle figliole. Veramente? Veramente. Sì che voi l'avete visto che l'avete visto. Ormai non mi fanno più impressione. E da che aspettatori del peruca vi acquisto, io sto la vicino. Torniamo a noi. Io la verità che vi davo 100 lire al mese. Invece, oggi pensate meglio, ve ne do 100 io. Siete contenti? Io migliorò. Giovino, io sono con l'amico di Pasquale qua qui presente. Lui prima stava in società, poi ci siamo divisi e ognuno sguarda il suo. Se poi venite con me, io vi do 150 lire al mese. Poi Ignazio, questo non è da galantuomo. Ma non c'entro galantuomo. Poi ognuno c'è che vi è fatto suo. E io ti dico che sto giovane qua non me l'ha. Scusate, qui me la 30 lire in giù. E io me ne do 170 lire. E io ve ne do 200. E io 2,50. E io 200. E io... Ignazio, queste non sono azioni che si fanno, ma non importa. 3,50. E io 400. 500. In casa da mano. 500 euro. 5,50 euro. E tu? 5,60. Molto libero, ma ti sono mandato una specchiera. 600. 610. Ma guardate troppo musci. 6,50. A dove male pane, Pasquale? Tu ne hai incaricato e hai risposto. Voi lasciate qui tutti. 700. 720. Allora dopo. 800. 900. 1000. Che so pazzi, come la accattare a Cristo? Allora, 1001 tu, che non rispondi più mo. E uno, e tu, e 3. Ecco, voi Scusate la candela. voi starete qua con me. E io vi ringrazio. Ma io avrei potuto mettere giù. Ma ci visto che ci teneva tanto. E io mi sono fermato. In caso mai avete trastato questa, venite con me, io vi do sempre 700 lire al mese. Pasquale, Ma lei è una grande cosa, come hai detto no? Pasquale, tanto pure, ce lo rimanevamo messi. Tanto poco. Scusa, sa, pizza su a fare, uno non sa da piglia cosa. No, ma che cosa? Non sai scolare, hai 100 lire ma fatto la 1000 lire. Dunque, avete capito? Sempre 700 lire. Va bene, grazie. Mica giù, si vuole mettere conmigo. Ma scusate, non Pasquale, perché hai fatto tutto questo? Perché aveva tanta premura per me? Perché? Perché pure se sei una moglie giovane, capite? Lo volevo tenere in da casa. Non signore, volete stare qua con me, casa sta. Ma io chissà che mi sta dicendo? Ma scusate, non Pasquale, io vorrei essere fatto un contrattino. Che paura? Io sono un commerciante serio, conosciuto. E quando d'altronde domani mattina scrivo un contrattino. Va bene, allora decidiamo che ci fa, perché voi mi date 1000 lire al mese e io intendo lavorare. Voi? Mi metto qua, e poi mi decide che ci fa. Che facile? Guarda valore. Chi sta un posto di cassiere?
Eccomi di ritorno, ho incassato la cambiale. Ecco qua, questo è il cassetto. Per servirvi. Favorini sempre. Che bollita. E allora come mette carici, non dai già fare. No signore, guarda là, questo è un posto dello scrivano. Ti faccio qua proprio. E figlio sei che la primavera. C'era di più belle che... Eccolo qua, questo è lo scrivano. Sì signore, io sono lo Questo è lo scrivano. Mica è visto no. Ci va! Ma sta carrozzella! Ma lo so esatto, non sti per Napoli, il vicino sa qui, forza! E ma vai, guarda là, ecco, innanzi qua! Lei c'è stato qua, Luigi Gennarino! Comandante, forza che si spedizione mandavo, forza. Eccomi qua! Ma che si va? Ecco qua, signora. Asca, eccoci pronte. Stamattina è proprio una bella giornata e ci vogliamo pigliare un po' d'aria. Ci facciamo una bella camminata. Credo che non ti dispiace. A me, no, mi fa piacere. E vedi tu, Cappello, va. No, non mi posso accompagnare, ci ho fatto. E chi ci accompagna? Poi, lascia stare questo qua. Questa è la piattella. Ma scusa, chi è la da qua? Ora chi? Che ha da fare stiva? Che Luigi Gennarino? Che ha da fare con te? Ma io? Che già fa? Dai, da qua. È la polizia. Giulietto, metti sotto braccio e tu, giovane. Tu li sei, anche là da là. Dovete accompagnare mia moglie e mia figlia. Questo è il compito che dovete fare, sempre. Questo è il vostro compito. Io questo devo fare. E allora va bene. E allora va bene. Non partiamo dietro, tutti quanti là, prendi, dietro la pappa sti coglioni. Ma che fai? Quando ma? Andiamo a mettere uno per il console. No, io non lo posso fare, perché non può cadere poco che c'era ancora. Questa non è una giacchetta qualunque, questa è una chassa. Ma buona così. Babbo, ma sai che fa? Vattene fuori la sala, e quando viene qualcosa, quando viene qualcuno, lo devi annunciare con una bella voce. Signore mio, non mi posso servire, una voce teneva una bella voce, 15-20 anni fa. ma posso farti dichiarire? Raffaele, ma ve lo so. Ma tu proprio trovare già qualcuno volesse fare una cantata, e poi ti dico una bella voce. Ma con una bella voce, voglio dire, bella, forte. Ah, non dubitate. E quando viene ad annunciare, state attento alle desinenze. Sì, ma che andiamo lì, qua stasera? Sì, Le desinenze. ma non capivo, ma come pronunciavo la voce finora stasera? Le desinenze significano lettere di parole, capisci? Signor scusate, non capisco. Tu non si guarda forte me. Sì. E ti chiamo Raffaele. Sì, signore. Andiamo. Raffaele, come finisci? E facendo un guardaporto, come andava a finire? La settimana passata, punto per punto, se scende 37, un guardaporto, tu facevi più. Oh, vedi che passano rondo, faccio a scendere dopo. Va bene, tu Raffaele, tu sai scrivere? Sì signore, ma non può pulito però, Ebbene, dimmi una cosa, se hai visto scrivere, è arrivato lo sposo, il signor Gallino, che sta rianovoto, ma... Sì signore. Gallino, come lo fai per me? E ce lo danno, 5 pezzi di pane, 4 pezzi di cascavallo, e non mazza la farina e l'essare. No, cavolo, capito, forse a scuola, forse. Va buona Raffaele, antenne fuori, là, e papà che lo compro tu. Ma signore scusa, ma a stasera che c'è sta? A festa di periodo? Perché? Perché la cucina a pizza, Ma vattene fuori, che tu non capisci niente, vatti. no, ma mi siete a mangiare. Oggi una bella pesata, fate un bella assai. E che pezzo d'anima, allora? Già, mi danno un'altra volta, capisci che? E aggiungo a fare una novità. E ormai si è reso una cosa usuale.
quanto mettere il cannello. E poi, io me ne sono cresciuto con 24 soldi. Mi sono trovato da ogni l'anno genere. Hai canno vedere, ma è come sta bene. È come sta lanciato, Ma già le cucce, amico. Ma io non so come dovevi. Sapete dove rido ogni gnata? Stasera non parlate. Non mi dice niente, lasciatemi stare. Ma perché? Che ha? Con chi l'ha? E me l'ha dimandata voi! Raggio con voi proprio! Con me? E perché? Perché non mi vedi più i passati! Siccome maestro Ricci mi fa tempo di da casa, io non mi sarei ammaratata. A ieri ha scelto una mezz'ora e mi ha tornato. Stamattina sono stata chiusa tutta la giornata. Ma perché domando io? Perché? Perché? Perché io ti voglio troppo bene, cicciona mia. Io non è come Aurelio, non voglio che nessuno tu addazzi. E poi, ma come stai bene stasera? Ma vai una valumetta, una tortorella. E voi farete uno scorpione. Dimmi quello che vuoi tu. Io da te sopporto qualsiasi cosa. Ma no, io non capisco. Ma che avete fatto? Avete visto le lampiucce? Perché? Male. E si capisce! Ma come è venuto a fare questo? Vedete che figura infelice che abbiamo a fannuia? Perché figura infelice? Quella è una novità. Bella novità, veramente degna di voi. I professori di orchestra? Bravo, avanti. Lavorite. Ma che cos'è? Ne c'è? Ma come che cos'è? Ma non pure che hai detto qua? Ma che avete fatto? Ma questo non lo sapevo. Dove sto? Ma che avete fatto? Ma non tutta la vicina qua. E con la lira rugiate buono. Vabbè, che dai che ci dà? È una celebrità. Grazie a voi. E chi? Va a consultare il volume. Danno già. La pannoia. Non è che stava Pure è buono che nessuno ci conosce e che così nessuno ci vede. Ma sono stata che figura che faccio a ria. Oggi pazienza c'è. Ti la tassa una mica con l'occhio. Iata venna. Non mi dicete più niente, lasciatemi stare. Io questo scelto me ne moro. Ma c'è la cuccia! Ma c'è la cuccia mia! Ma come mi è venuto in capo, Muzzurò? Che l'ha ragione. È figlio, è Friccicarello. Il signor Giuseppe Giallo. No, mi pare il signor Giuseppe Blu. Ma si può sapere il colore? No, mi pare il signor Blu. Scusate, ma Gabriele. Allora gigante sarà voi. Chi è? Il signor Giuseppe Rosso. Va bene, parolite. Professor? Rispettabilissime Don Ignazio. Caro Don Peppino. Il mio principale con la moglie e la figlia, tra poco saranno qua. Egli ha invitato tutti i giovani del suo negozio e credo che non vi dispiacerà, no? Oh, per carità, anzi, mi fa piacere. Eccomelo qua. A me. Pengelati ai dolci c'ha la tazzai. Così, Don Peppino. Don Pasquale come vi tratta? Dopo la nostra divisione. Non ne parliamo. Noi lavoriamo sempre e dice poi che non facciamo mai niente. Alle volte mi fa certe mortificazioni in pubblico che io non lo merito. Io non ero nato per essere maltrattato, gnà. A me nessuno mi conosce, io sono un genio. Un bello genio, E poi da che è venuto un certo Don Felice, che sto per suo confidente, ha portato la pappa. Non c'è altro che Don Felice per noi. A che era tanto geloso la moglie, niente meno la fa accompagnare, ma voi capite? Ma non ho potuto capire perché. Perché tanto affetto e tanto amore per quell'uomo?
Voi non sapete niente? Oh. Quello là, questa è Don Felice. A Costantinopoli. Sì, a Costantinopoli. Quattro signori distinti. 4 signori distinti. E chi sono? Ah! Buonasera. Gli auguri felici. Che danno? Ecco, buona salute. Grazie cazzo. Sono 4 signori distinti, voi come siete venuti? Sì signore, è stato il tuo principale. La chiede carpine già mi si sciasse con noi. Sì, ma dispiacere geniale. Oh no, per carità, quando l'ha fatto Don Pasquale sta tutto fatto bene. La caccia là, devono pesca. E poi Dominiano, questi qua stasera dovevano venire per forza. Perché abbiamo preparato una sorpresa per gli sposi. Che sorpresa? Che sorpresa, non si può dire, se non finisce il bello. Sentirete. Va bene, fate voi. E mettete un momento, io vado a appoggiare l'orchestra. Fate pure. Qui, a voi, tu. Facciamo una prova generale. Cacciate il carro. Non marmite una cosa. Agevolata. Vogliamo su. 1, 2, via. Oh che giorno d'allegria, che delizia, che godere, per gli sposi questo sia un principio di piacere. Oh che piace, e non tenere una voce da soprano, che peccato. 1, via. Viva la sposina, pien di grazia e di beltà. È una rosa in verità, è una rosa in verità, in verità, in verità. Ma vi volete stare zitto? Ma pare di 5 canne, Ma noi siamo degli invitati. E come invitato vai da sta con tutta l'educazione e l'umiltà. Ma voi venite in da casa e uno e vi mettete a radiare che sta manetta. Ma vedete? Tu sei invitato, state zitti, assettati là, Ma io... Natalo, zitto e seduto. Ma quando mai dico una cosa 2 volte? Scusate, voi pure siete invitati. Noi siamo i lavoratori di Don Pasquale. Bravo, aspettate quello che non comunico. Già, voi forse non sapete chi sono. Io sono lo sposo. Io sono lo sposo. Io sono lo sposo e chi lo fanno la capa così? Scusate, ma voi educazione ne tenete sì o no? Come io vi dico che sono lo sposo e poi non mi fate cerimonia. Ma scusate, noi non vi conosciamo. Quando siete venuti? Stavamo provando un coro che la dobbiamo cantare in occasione del vostro matrimonio. Sì, ma tu qua un coro è coro, tu vuoi provare, ma che vuoi provare? Un coro non si prova, un coro si vede chi fa, un coro si tiene in vita. Voi avete capito una cosa per un'altra. Ah, bravo, io ho capito una cosa per un'altra. Piccirino, tu non vai a fare una pazzella e buonasera. Vorresti che avevo... No, ma quello che porta per ora è che vuoi vedere. E assi. Io credo che voi non sapete con chi avete a che fare. Faccia a me, e capite una cosa per un'altra. Ringraziate il cielo però che vi è venuta bene. E sapete perché? Perché stasera io mi devo sposare. E non voglio far sentire un nome mia, ma se queste parole le avreste dette ieri sera, a quest'ora voi scarrissero già ospitato, stisa.
Perché io, capite, rinda sta capa, non ci tengono i cervelli, ci tengono i spugni. Posso rinda all'acquirato. O sangue mio non è sangue, è padrone. E perciò, come voi mi guardate in questa bella faccia, io mi appiccio sana sana. Qua giù, voi mi pare che state la rete? No, signore. Ma cosa, Don Carlo, che avesse marito? Scusate, ho preso una bagna, mi credevo. Carlo, così venuto. Che signore, bacio la mano, zio caro. E come stai bene stasera? Sì. Bravo, Carlo. Bravo. Ma la sposa non è venuta ancora? Oh, me ne chiedeva niente, preoccupato. Signor, io poi stasera, prima di firmare il contratto, volevo parlare un poco con Don Pasquale. Oh. Per riguardo di quei famosi 4 anni di tavola franca. E che lo vuoi? Intende sapere come vorrà mangiare a me. Oh. Gli ho già fatto una bella notarella e tutte cose che a me non mi piacciono. E tale e quale deve essere messa nel contratto. Fa così. No. Cibi che non piacciono allo sposo. C'è la messa per il titolo. Me ne sta verde. Fa sulillo con lucciatello, ovo cotto, E papera? fegato fritto, Baccalà. Vabbè, molignata a puncitiello, patane con anzolli, cucuzziella caseone, salati di citrulle e lattuga romana. Chi sticca? A me non mi piace. Va bene, poverino. Ma ti pare che potremmo mettere sta antarella dentro il controllo? Ma me si capisce? Oh, amiche come? Si dice guardate, a me sti piatti non mi piace. No, perché noi qua troppo facciamo una questione, poi piglia a Don Pasquale e la coppa e fascia. Ma no signore, non ci sarà questo bisogno. Non ci sarà? No. Io ve l'ho avvisato, Piuttosto, dentro il contratto, sai che ci mettiamo? Che tutte le mattine a tavola d'annarà, quelle che stanno sotto la buia, poi l'animale come faceva il a me, avanti, avanti! Ma voi dite? Oh, bella donna Clementina! Marianina! Angelica stamattina ci avvisava. Lui aveva aspettato con gran piacere. Dovete scusare solamente se siamo venuti un poco tardi, perché mia nipote Mariannina, ogni volta che ha da io a cattofarsi, è capace che si sta davanti allo specchio 2 ore. Ma non è vero, ci dà verità, perché prende la colpa a me? Chi? A me la concessione valetta di scappare e mo se la portata. E vedo come la fa. Bello! Ma ha voluto pure delire! Ma che stai zitto no, che stupida, questo discolpa trova una scusa così inconcludente. Lui, teneva 3 pare si valette per lui. Signore, che lo vanno scalzo per la casa. Lo so, quella la ragazza scherza. Stasera sa fare. Si capisce, dentro ci sta l'orchestra preparata. Che bella cosa, che bella cosa, che bella cosa. Ma sai che cosa? Eccola qua, sta arrivando. Oh, cara donna Clementina, cara Nannina. Come stai? Stai buona? Non c'è male, aspettato. Grazie tanto. Finalmente, dopo tanto tempo, avete dato una festa e ballo. Che volete? Uno, ogni tanto, sa da divertire un po'. E io credo che se non si fosse data l'occasione sul matrimonio, voi manca niente avreste fatto. Ah, che ci volete fare, donna Clementina mia? Che ci volete fare? Io tengo un marito che ha tutto perso fuorché che ai divertimenti. Ma Don Ignazio mio, scusate, voi facete malamente, che le figliola, l'avete fa spassare un po'. Ma cara signora, io tengo gli affari miei. Ma che affari a fare? Abbiate pazienza. Cavoli te fa morire a sta povera figliola. Io so io e se non abballa almeno ogni giorno che è malato. E che volete? A voi forse piace ballare? A noi no. Cioè
ma a me sì. Basta mo, non parliamo più di questo, o se no ti assicuriamo in nostra cazzata. E una cosa vi dico però, non mi chiudete più a rinda, o se no faccio cose pazza. Come, ti chiudo la dita. Già, quando esce, mi chiudo a rinda e si porta la chiave. Donna Nia, scusate, ma che se troppo? Ma io lo faccio per affezione. E io questa affezione non la voglio. Voi credete un bacino buono, e invece bacino male assai. E quando volete sapere, io vado cercando per rinda all'uomo ci spazzano, perché non mi viene più. Ne avete ragione. Quando la vita sta così è meglio che voi partite. È sempre buono così tiene vicino. Naturalmente che si sono cattolici, a voi non vi riguardano, perciò facetemi piacere e non ve ne incaricate. Oh, scusate, donna Nia, una parola Angelica. Ha detto una parola che non aveva una riccia. E quando sento che per me è stata così è meglio che spartito. Che sono consigli come lei? Donna Nia, andate come parla, che canissione è permanente. No, come non è me quando parlerà così. Io per regola vostra sono una signora e tutto sorridente mi conosce e nessuno ancora mi ha chiamato per me. No, vado imparato per l'educazione. Bene. No, io l'educazione sa e te ne passo da buona lezione, capisci? Bene, lezione. Tu sei una lazzarone qualunque. No, non ve ne incaricate, donna Clemente. Va buono, Zizi, quando a che sta volete scammazza chiamate me. No, Angela, io me ne voglio, andiamo insieme, Marianni. No, voglio staccare, voglio staccare. Andiamo insieme, che Voglio staccare. Donna Clemente, beh, che significa sta cosa? Voi ci la volete tanto bene e poi veniate. No, scusa, Angelica mia, marito mi ha offeso. Se sarà dire parole del marito mi sono, se no ma proprio ce ne andiamo. Andiamo insieme, Voglio staccare. Sta zitta tu. Vi prego di ritirarvi le parole che avete detto a donna Clementina. Ma veramente che faccio? Va bene, Zizi. Gentilmente, ritiratevi le parole che avete detto a questo allora, voi, che lei femmina, che ci volete fare? Va bene. Io mi ritiro le parole che vi ho detto. Siete contenta? Benissimo, avete fatto il vostro dovere. Allora restiamo. Che bella cosa, che bella cosa, che bella cosa. Ma quando mi pare che stavo io, dai. Arriva la sposa. Oh, finalmente. Alla come vai a visitare? E non sa, le femmine quando hanno fatto letto, un affare serio, non si vedono mai spicciare. Carluccio bello. Carluccio bello, caro papà, sapete, io vedendovi ritardare, ho cominciato a fare qualche cattivo pensiero e mi sono detto fra me e me, povera che la sposa non ci vuole più venire. No, non ci pensavo perché. No, pareva 1000 anni a venire. Ci pazienza, ma hai messo tu la piacere? Ma no, può farlo bello, diciamo la verità. Bella assai, solo tu potevi avere sta pensata. A proposito, Pasquale, ma non venisci come si può? Benissimo, Ignazio mio, benissimo. Se non era per te che mi veniva a rompere l'uovo in tuo piatto, mi sarebbe costato una miseria, 100 lire al mese. E tu non vediamo 100 lire al mese. E perché? Scusa, io ero tanto contento. E in fin di conto non aveva fatto nessuna fatica. Hai fatto pure l'università tutta. L'abito adatto, l'ho mandato a prendere apposta a Napoli. Come vi trovate con Don Pasquale? Avete dormito bene? Benissimo, non ho proprio che lagnare e vi dico francamente che sono mortificato per tutte le gentilezze che mi usa Don Pasquale. Stamattina, appena fatto il giorno, la cameriera mi ha portato il caffè e latte dentro al letto. Non potete credere. Tanta la mortificazione. Mi è venuto da piangere. Ho piaciuto.
Perché queste sono delicatezze che non mi ha fatto mai nessuno. Che c'è? È dovere, Ma si va appiccicato questo, venite con me, gli farò un cioccolato. Ce l'ha gerita sta scema. Una volta che non lo vuoi che non ti piace e che non lo vuoi bene, regge la fase da 4 e 4-8 io non lo voglio. E la giritata a voi, ma io niente, a forza me lo fa sposare. Stanotte, oggi va stata ruttata e chiamere sempre. Mi senta mia, per carità, senta a me, si travia senza gente, mi che ho presto a baci, a così muore una notte e non ci viene più. Sai che significa un matrimonio fatto a forza? E perché ogni infelicità sta povera figliola? Bene, è che non stai più assieme, andate poco meno notare, state per incontrarsi, come si fa? Papà, scusate, io poi, dopo sposato, vi volevo dire qualche cibo che a me non mi piace. Sì, signore, si capisce. Ma trovo visto che un po' andare. Sorte ti ringrazio, ho trovato il sovrano. Scusate, gentilmente, ma voi perché state per studiare così? Perché non bascava così a uno. Ma che fosse carnevale? Ma non volete a me, ci cancello Voi le dicevate, questo vestito non me lo voglio mettere perché non mi piace. E non ci potevo dire questo. Perché? Perché chi non mi fa mica io metto. E roba che mi fa essere pure la canna, ma già così. Volete sapere la verità? Io questa cosa non tanto la capisco. Non la capisci, ma vuoi capire? Poi io ho fatto la stufa di chocolate, i dolci, e il rosone, sta tutto cose buone. Vuole aprire totalmente. Sicuro. Io chiamerei la metà. Grazie qua, incominciate a fare qualche cosa. Qui no, poverino, La tolgo un po' però, mi raccomando, tolgo un po'. non ci capita ancora, visto che mariti. Andiamo Giuliano! Venite con la Clementina! Andiamo a parlare, Ma io non capisco questi uomini. E la piscirella viene te. Mamma mia quanto è antipatico il figlio! Ma dico, non sapete parlare meglio? Oh, scusate. E come già parlato? Quando uno va bene alla figliola, quella che la vede molto, quella riccia. Che la rissima è Don Felice! Quelli è forza, fiamma. Quanto è buono sta figliola? Quanto è buono sta figliola? E l'ha fatta sempre. E ci sarebbe venuto un mese prima, mi ci metteva a fare io bambino. Io me l'avrei scusato con tutto il cuore. E la moglie con Pascale, glielo Pascale è un pezzo di spettacolo. E la cammarella, qui ma a caso è tutto buono. E intanto, vedi, e chi si poteva aspettare di avere tutta questa fortuna? Però quello che non posso capire è perché mi ha costruito questa maniera. Ma mi sembra sto studiato a mano. Mi fa fare la figura del ridicolo. Non sarci proprio un perché. Buonasera. Felice notte. Con quest'abito state proprio bene, sapete? Mi pare un pupazzo. Non potete credere che piacere che abbiamo avuto tutti quanti che siete venuti voi. Sapete perché? Perché siete simpatici a tutti quanti. Veramente? Mi che bello piacere. In me specialmente poi non troverete un amico, un fratello affezionato. Grazie. Solamente vi volevo chiedere un gran favore.
non mi cercate denaro, perché non tengo manco un qualche picciaglio, mi hanno promesso 1000 lire, ma ancora non c'è niente. Ma no signore, ma per carità, ma che denaro? Ma quando siete curiosi? Io con vedi chi parlo, sono curioso te. Voi dovete sapere che io ho composto un coro da cantare in occasione di questo matrimonio. Verso mezzanotte l'una, sotto le finestre di questa casa. È detto Gloria? È bella assai. Però ci stanno 2 risposte per soprano. E se no il coro perde l'effetto. E fino a questo momento non ho potuto trovare una voce di donna. Che buonità. Fatemi voi questo piacere. Ma è impossibile, fratello mio, e non vi posso servire. È che tenga voce soprani, io ci cantate sempre da barito. E non dite sciocchezze. Fatemi questo. Ed è manato, ma perché può fare rello, ne? Dite piuttosto che non mi volete accontentare. Guarda, queste sono 2 piccole risposte. Guarda. La prima è oh che piacere! Soprani. La seconda è una stella mattutina. Questo è tutto. Ma non posso. Ma voi potete. E non vi fate più pregare, fatemi questa gentilezza. Ma avrete voi con guai che ci passate. Ma poi il motivo è facilissimo. Un paio di volte che la facciamo, perché la impariamo subito. Tra un attimo, quando tutti quanti si stanno consumando il gelato, andiamo in una stanza di quelle tutte e 2. Solo, la concertiamo 2 o 3 volte. Se voi mi fate questo piacere, io vi regalo 5 lire. 5 lire? Sì signore. Anticipate. Ecco qua, tenete. Ecco. Ma ci mangia 5 lire a monachista. Date maga. Eccola qua. Grazie tante. Vedi, noi ce ne andiamo in quella stanza là. E tu, 2, Signorina, cosa c'è? Niente, mi sono intesa di girare un po' la testa. Veramente, come? Arrivederci a tra poco, E adesso come vi sentite? Mi sento meglio, grazie. Ma perché a essere così disgraziata? Sarà meglio si morisse. Perché volevi morire, signorina? Voi siete così giovani, così belli. E poi stasera dovete stare allegramente. Tra poco verrà il notaio, bisogna firmare il contratto. Per carità, non me lo ricordate. Ma perché, signorina? Confidatevi con me. Forse lo sposo non vi piace? Non mi piace, non lo amo e non lo amerò mai. Oh sì. È antipatico, pesante, rustico quanto mai, e poi con certi modi... Avete ragione, signorina, avete ragione. Io non so come vostro padre lo avrebbe potuto scegliere come vostro marito. Che sbaglio. Ma vostro padre non sa quanti siete. Non ha saputo apprezzare la vostra bellezza. C'è una perla e non la conosce. Entri con questo matrimonio. Non fa che prendere un grosso brillante e farlo ligare in notturno. Che so, prende una rosa di maggio e la mette in bocca a Lucano. Che bello paragone! Che bello paragone che tranquillo. Ma voi però siete ancora libera, andate da papà e dite che non lo volete assolutamente. Il non posso farci un gesto, perché già l'ho fatto 3 volte. Meglio allora, meglio. Sentite a me, non firmate, non ve lo sposate. Ve ne prego. Sparagliatevi questo dolore. Ma voi, se io firmo voi ne avete dispiacere? Sì, assai. Perché dovete sapere, da quando vi ho visto, vado di serate da me. Mi ha detto tanto di quanti che se la figliola che io una ribelle più la vita mia. Ci starei sempre vicina e le dicevi sempre, ciaciona, zucchero, simpaticona mia. Per carità, ma per sta sentire qualcuno. No, ma non mi sente nessuno. E voi dicete la verità.
tantissimo con piacere. A buia, sicuro. E allora, chiama tuo papà e dicina al cielo bella, risoluto. Papà, io a te non lo voglio, no, Chi è? È Don Ignazio. Andiamo, avete capito? Vabbè, gliela un poco chiama e ci dica che le venna bene. Bella, simpaticona, grazie una mia. Zucchero tesoro, sta se illumini, ti devo la raggio bella assai. Tutti a correre. Sì, ma poi, tanto bene. Sono solo per invitare sta camera, Oh, Don Benito, questo è qua. Volete essere data una mano? No, grazie tanto. Piuttosto, sapete che piacere volete essere fatto? Se moglie non va a parlare, pigliate avendo voi. La città fa avuto quanto ci debba. Quando volete essere stancati? Sicuro. Scusate il disturbo, capite? No, non vi preoccupate. Ti pagate giù un buffet? E io sto sicuro, capite? Va bene. Eccola qua, ne venalla. E come ne va a Ah, giù il buffet. vedete che buono. Vieni ma buffo. Questo sommato non guida me. Scusate, hai visto un montaggio? Ah, sì, eccolo qua. Grazie tante, me l'avevo dimenticato sulla sedia. E voi che fate? Non venite dentro? Che so, signora, così vestito. Oh, perdono? Ma che vergogna! Io francamente vi dico che con quest'abito state proprio bene. Ma sono gli occhi vostri, Ma scusate, io poi vorrei sapere, ma perché l'hanno vestito così? È quello che mi domando pure io. È stata una stravaganza di Don Pasquale. Io non ho potuto negare, capito? Perché la piazza è buona. Io sto come un principe. Mi piace Sorrento. Anche che non solo Sorrento, ma anche le sorrentine. E ne avete conosciute molte? Poche, ma che proprio da conosciuto vado la vita. No, scusate, queste poche che avete conosciuto, perché sapete, le belle in un paese si conoscono. La prima siete voi. Grazie tanto. Marito, Non vi preoccupate. Che lei? Che stai qua? Non vai a ballare. sì, mo vado. Mi è venuto a Piemontaglio e mi ha ascoltato dopo a seggio. Va a ballare. Non ci sono vacanze spassamate, vai sempre. Eccolo qua, questo è il suo cavaliere. Don Benito, mi raccomando. Io già portato a ballare. Mi servirò a dovere. Prima voi, che? Non ha più giù un buffet. Mi è buffata già la seconda volta. E che significa sto cambiamento? Ma sapete cosa ho trovato di bello a Sorrento? Che i mariti non te l'ha fatto gelosi. Ma voi che dite? Anzi, gelosissimi. Come va che il vostro marito vi permette di ballare con me? Chi lo sa? Forse terrà molta fiducia in voi, perché del resto voi siete un galantuomo. Questo è certo, sì, ma fino a un certo punto però, perché poi quando si vedono due occhi come i vostri, quando si parla un po' più con voi, e pure ciaccachiste. Basta, vi aspetto per ballare. Fate presto. Tra poco verrò. E questa pure è buona. Sapete, noi vi stiamo aspettando. Quando ci sto così, quando è scucciante. Vabbè, ti do il GP, questo non è quanti. Sì, Pasquale, non è una cosa.
Pasqua, tu hai fatto male a spendere tutti quelli denari, tutti quelli gelati, tutti quelli dolci. E che mi è piaciuto con te che hai messo la piuccella e il cannello e 2 soldi a lui? E che c'è? E aiuta a fare una novità. Pasqua, stai loca? Mi piacciono alla seriamente, l'illuminazione, dai. È una cosa necessaria. Permettete, ci parliamo un attimo con mia moglie. Oh, fate i fatti vostri. Io vado a cucciare un buffet, Dunque, che sta? Come che sta? Casta, sì, certo succede alla piazza. Poco prima, di 7 stavi chiamando assettato un divano. Ho sposo le giù vicino per sapere che è e che le ha risposto. Non l'ha da dire la buia, non l'ha da punta a buia. Sicuro di isso come sta? Ha detto che stasera, poi ma succedono 31, perché è la quarta volta che ci facciamo questa. E si capisce? E se poi è venuto da me chiagnendo il marito, per carità, non mi sacrificate, non mi rendete infelice a me pure. Parlate voi con papà, aiutatemi. E come si aiutano? Che figure si fa? E poi mi mette paura di Don Carluccio. Chi può essere che mi fa qualche cosa? Chi è malandrino? Va bene, malandrino, chi le non sbruffone qualunque, tu non te ne caricare, con Don Carluccio ci parli. A te ti dispiace se questo matrimonio si scombina? No, ma non vorrei fare questione, capisci? Non te ne caricare, qua questioni non te ne fanno. Guardate che porcheria, anche un cielo. Fanno le 3 soldi all'una, e orchestra proprio, 3 suonature e mezza la via. Ma che sta giù su me? Ma se mettono a scuola, no? E vanno imitando pure la gente. E poi, ma che sei da rendere infelice a sta povera guaglione? Che stasera trema tutta quanta, fa proprio compassione. Ah, eccola qua. Papà mio, papà mio. Mannaggia l'armatoio, mannaggia. O dicete che stasera facevamo questo? E così è successo. Io non lo voglio, non posso vedere, io voglio sparare. Santo zitto! Da chi lo sparisse a noi? Va bene, ma prima che si può fare? No, senza che decidi muoveremo. Io contratto non lo firmo. Io voglio bene a tutti giorni e a chi lo voglio sposare? Ah, perché? Ma oggi capito. E chi è che sta di gioco? Parla! Non ti mettere paura, dincelle chiara. Vuoi sapere chi è? O te lo dico io, è Don Felice. Che? A chi lo devo scusare? Sì papà, questo mi piace, ma sta nessuno. Stai fresca. Figlia mia, è impossibile. Livide sto pensiero a casa. Don Felice non lo posso dare. E perché? Voi stessa avete detto che era un buon giorno. Con deputato aveva fatto tanti elogi. Sì signore, ma come segretario, non come marito. Questo che c'entra? Quando uno è buono sempre. E mo che ci sponda qui? Io non capisco perché ci trovo sempre tanta difficoltà. Ah, perché lo sapete? Ecco perché, registrato, Don Pasqua, io intendo parlare con buia e seriamente. Io non so fatto un policinello di nessuno. La figlia vostra si crede che la va a fare con qualche scema. Ma io non so scema. Magari, che succede? Che succede? È successo a qua? Qualche imbroglio ci sta sotto. Eccola qua, la sposa sta piangendo da stasera. Io le vado vicino, la dimanda che è stata e mi fa uno strano spastidio. E che sto fatto, un pagliacci? Io non sono un pagliacci di nessuno. Ma non c'è mai ma stesso, qualche novità? La novità è questa, li sento un po' bene un po' e non so cosa sposare. Che? La trovo mo che va per là. Brava, io lo sapevo. E che sia la quarta volta che me l'hanno fatto. Ma da voi. Salve, e grazie tante. E questa è la quarta volta che me l'avete fatto. Eccolo qua, ora. La obbligazione a sto tuzzi e carciofletti.
Non risponde. Ma non ve ne incaricate, Don Pasquale, non ve ne incaricate. Ma non posso fare niente perché sono vestito da sposo. Ma poi vi faccio vedere io, Carluccio, come convinca. Non ve ne incaricate, Don Pasquale, ci vediamo. Pasqua. Che c'è? Come che ha? Tutto sto sposato che ci fa te. Allarme sposato. Ma che situazione che si fanno, Quante settimane? E chi è nepote un magazzino? E ce ne darà strettissimo conto. Siamo generenti, Intanto mo ce n'è di E il coro perché ti canta? Lo canterete in questi giorni in casa di Don Ignazio. E là dove troverete anche i dolci. Perché se gli fa piacere acconsenza mi sento mai più. Ma scusate voi. Dove andiamo lì? Signore, già dovete i dolci ne mangiate più. Può scusare. Stiamo ungendo, Nanni. Chi sta pigliando a partire? Felice notte. Vuoi sposare io? Ma vai che devo piacere! Ma pigliamo la confidenza! Ma dite fa! Secondo me bene, se volevi sposare, Ma io non capisco. La Mugena di sempre non è cosa, ma pure lui, stiamo votando un dono. Ma come è venuto un capo per il capo? Nada venne, nada votare la sentita a me, alla stato buono. Ma questo che cos'è? Ma a me che mi succede? Io chi sono? Stai votando un po'. Ma non sei, c'è stato sempre qua. Scusate, ma non si fa prima cacciare? Mettete il cavo prima. È la migliore storia. Venite, quando è che mangio sta nessuno, venite. Benissimo, Michele, quindi per tutte cose, tutto quello che è successo. È successo che il principale l'aveva studiato e ci stava facendo all'anima di risale. Allora, e spasseggiamo tutto sorridendo. E dopo lì si è appiccicato già con 4 persone. Benissimo! E poi? Poi un cassiere non sai, è formato un po'. E siccome mi mancava la voce da sopra, la voleva fare Faís. La voce di soprano! Faís! Bravissimo! E poi? Una cosa però, non ne rimane dice, voi una grande rivincita non fate da me. Perché? Perché? Perché il principale, essendo geloso della moglie, suo tenero gli fa fare la guardia. E la da 1000 lire al mese, mangiare e dormire. Capirete, io posso come il signore. Michele, ma tu che dici? Che dici? Io le si può dire tu padrone tutte le cose. Quello che può mangia, quello che può fa. Poi sciuta che la signorina se chiude a fare un giro per tutto il paese. Sangue di porco. Michele, allora non ci ha fatto niente. E si capisce? Io sto facendo mettere 30.000 lire. E invece voi l'avete fatto tra 1000 lire al mese. Già. Perché quello l'ha messa a guardia della moglie, pensando che sta più sicuro, Michele è stanco, oggi fatto una bella pensata, e ora ti faccio a bere con convinto. Tu ecco come padrone tuo, e ci usa assai. E ora ti servo io. Ma che volete fare? Niente, mo Don Pasquale è giusto. Sta facendo colazione, ma non è poco di scena.
E allora come sto capito che non mi dire, inganno già fanno solo. E statevi bene. Potrò toccare la pensata, ma avrà fatto io. E anche pure a questi due amici così affezionati, all'ultimo si chiamano all'anno per il palazzo. Vieni qua, vieni qua. Voglio secondare tutte le cose, tutto quello che è successo. Sì signore, però mandate una chililla. Michele, hai già la pazienza, già tu a fare una camminata e poi tornare. Poche sera, una poca meglio, ma ce n'è mai. Allora, dunque, che me ne dici? La già dice padrone mio, cacchi di Don Felice che ha avuto in tanta fiducia. A me non mi persuade, non mi convince. Io sospetto cose grosse assai. Ma perché? Che hai indizi? Che hai saputo? Io, prima di tutto, anche le che avevo diritto di ingiurare assolutamente e facciate a qualunque scommessa che aveva annunziato. Prima di tutto, a ieri, quando si veretta a moglie a vostra e a zia vostra, ha cominciato a fare rende, tutte case smurizzate, faceva il occhio a Sinnarella. E poi, a ieri sera, io sentette che parlava con la moglie a vostra, no? E le diceva, ah, se avesse conosciuto prima Don Pasquale, a che sono, già lo sapessi moglie. Scusa! E che se crede che c'è niente? Lui aveva diritto che non tiene forza, il tiene una forza. A ieri mattina, quando portai il latte in caffernetto, io mi afferraio e non mi voleva lasciare. E le dicette, e questa cosa, lasciatemi. E niente, voleva farmi una mano. E tanto che facette ma vasaia. E tutte queste? E tu non mi hai detto mai niente? E quando voi dici, io mi ho già avuto un po' vedere e mo ve l'ho già detto. Mo però regolatevi voi, perché io a mo in borsa non ne voglio sapere niente più, Va buono, mo va in coppa. Sangue di bacco. E sarebbe possibile? Ma allora vuol dire che un deputato mi ha detto una cosa per un'altra. Poi si è imbrogliato pure un deputato, facendo credere quello che non è. Ma poi perché aveva fatto questa visione? No, non credo. Ma se non è così, perché un deputato mi aveva detto che? Oh mamma mia, mo per caga. E l'ha mandato con moglie e figlio, l'ha fatto fare merenda ancora. E se come hai detto con Giutello è vero, io ho fatto uguale. Può essere pure che con Giutello mi ha detto una cosa per un'altra, perché magari non può vedere. Come avrei a fare per mi assicurare questo fatto? Aspetti, mi hai detto che sta 10 anni con Ravel a Napoli. Poi faccio un telegramma a Ravel e accuro tutto. Ravel, Toledo, Napoli. Desidero conoscere se vostro impiegato, passato Felice Sciamocca, come metto? Se vostro passato impiegato Felice Sciamocca fu scattato dalla Lega, e per quale motivo? Pasquale Catone. Un altro faccio deputato, Deputato Carpi, Vergellina 26, Napoli. Don Felice Sciamocca è veramente turco o no? Ditemi verità. Posizione mia critica. Io tenere moglie e tenere figlia. Capite? Pasquale Catone. Ecco qua, No, subito. Poi lui a te faccio qui, vai a usare e fai tutti i denari. Va bene. I denari che? Signore. E va. Ho subito a pure la verità. E perché stai ieri sera dicete, ma voglio sposare io a figlia vostra. Ma come un po' un deputato mi ha scritto che io non capisco niente. Quelli qua stanno tornando, meno male, stiamo con un brutto pensiero. Perché state ridendo? Don Felice, ti sta avvicinando con tutti quelli che trovano per la strada. Mo che si fa venuta, la tua l'unica era un po' più scostumata e lata. Ma perché, capo? Capo, se mi sono finito, non se ne è più. E quando vogliono trovare, e chiamava e diceva invece il mio villano, curioso. Quindi troppo cazzo, tutto questo, mi sono toccato ieri, faccio chiappata a una figlia, ci ha fatto una cauciata e non me lo. Voi avete fatto una cauciata?
Sicuro. E avete tenuto la forza? Che tu dici di tenuto la forza? Se non ha finito non guidare, qualche giorno che si certo passa un guaio. No, che stia vera. Io quando l'ho vista a Ferrachille mi sono meravigliata, non l'ha fatta muovere più. Io vi prego, roba scafa, facetemi un vostro stivago. Ma che faccio questa coppia ancora? Ma perché hai già studiato così? Ma perché, scusa, voi non vanno mai fatto vestire così? A me. E quando mai? Io come vestire? Io non ho tanto, ma ci studiato così perché me l'avete detto voi. E perché mi pagate bene e non vi posso fare dispiacere. Ah, se non ritenete che io non facevo sta figura così felice. Va buona, ci capi tutte cose. No, perché sapete che cos'è? Io sceso su e va tu. Ma io porto da una signora e una signorina. Qui mi facevo un bello vestito, petto svelto, capite? In modo che io vado più libero, anche perché esco con due belle figliole, non è così. Sicuro, voglio essere pure bellino, voglio essere. Ma a dove siete stato per studiare? Perché ci avete messo più di un'ora e mezza. Te l'ha da via questa, perché camminando ci ha fatto imbrugliare la strada e ci siamo trovati in una passeggia. E là poi mi hanno fatto mettere una paura. Ma che cazzo? Tu scherzi che faccio fare? Io stavo guardando certi uomini che era una bellezza. Quando mi sono chiuso per la puntata, non ho visto né più a Issa e né più a Lisetta. Però noi vedremo ma buie. Vedremo a buio, peo. Io, la mia tesora, non sapeva che era successo. Mi sono messa a camminare e loro mi hanno visto e mi hanno fatto una risata in faccia. Avete visto la paura, Ma avete visto la paura? È stata bella, è stata. Ma a dove scrive loro che tu non l'hai vista? Se ne è nascosto sotto una pagliara. Avete fatto lo scherzetto, eh? Va bene. Mannaggia l'armatore, se ne è nascosto sotto la pagliara. Mo' io ti vengo in coppa, mo', Tu ieri dicesti che ci volevo portare a bere massa e che mangiavano pure là. Sì, voglio vedere pure i massa. Va buono. Mo' ci chiamo più tardi, mo' io ti vengo in coppa, mo'. Andiamoci in coppia. Poi ci facciamo una bella sciacquata di faccia. Poi ci hanno usato un po'. E poi avete capito? Sentite, avete capito? Venite qua con me. Lasciate stare, loro hanno in coppa, voi avete attaccato, perché vi devo dare certi ordinativi. Ma io facevo per stare con loro. Lo capisco, ma lasciatele stare, non venite, io tengo. Poi Va ci bene. metterà più. Papà, quasi non me l'ho sposato, Don Felice. Chi lo è tanto simpatico. Va bene, poi ne parliamo, mo' vattene in coppa. Bravo, E ti nascosto sotto la pagliata. Quante risate che ci hai fatto? E quanta pacca che ti ha già consegnato? A proposito di risate, non Pasqua, ma perché ieri sera tutti quanti si sono messi a ridere quando io ho detto che mi volevo sposare a Lisetta? Perché capite? Voi non tenete una posizione. Come scusate? Come te capo io, che mi non io me. Anzi non baciavo, mi hai fatto un fratello perché a dire la verità, non voglio stare più così. Quando volete un mese a lei? E come avete detto? A 1000 lire al mese, mangiare, dormire, pulitura e stirare. Va bene, 1000 lire. Ti stavo pazziando, è uno scherzo. Ma come per fare io vedere 1000 lire a voi? E per fare che poi? Scusate, ma quando mi voleste ora? Mi voleste ora 600 lire al mese, dici la verità. Lo voglierà. Io certo ancora non sono sicuro, se non arrivi in telegramma per risposta. Va bene. Più tardi ve lo dico quando voglio. Facciamo presto, perché sta arrivato signore come era 700, ci vuole 50 la mattina. Va bene, più tardi ve lo dico. Che va? Forza tutta spedizione, forza. Chiama che si sa. Come che se ne mandato una volta. Don Felice, dateci una mano, Ma scusate, quello non è in compensa mia. Con mo dateci una mano, poi si pensa. Sta dietro, sta giù una ora e mezza, la spedizione, la partenza. Non sa, la sua lui. Vedete allora, mirate là, dove lo sento io. Guardate là, guardate là, notte. Dico forza, dai. Allarma la mano, chi te lo sta forza? Eccoci. Vicino che fa qualche cosa, vicino a me che hai di qualsiasi viaggio. Guarda la mia che con sta carretta.
Don Pasquale è rispettabilissimo. Don Pasquale, come vedete, io sono tornato, perché lui aveva fatto pochi condicello nostra. Tutta Sorrento ha saputo la figura infelice che mi avete fatto fare ieri sera. E tutti quanti la stessa voce. Come si è fatto sorpresa a Carluccio? Allora mi firma. Stai fresco, mo venite Carluccio che vi convinca. Mo venite che vi fa. Quindi, caro Don Pasquale, io una cosa la devo fare per forza, non la posso far passare liscia. Carlo, voi ho facito, ho deciso, sempre niente non ottenere. Che non mi può, che volete da me? Ma che se non è parlare, Don Pasquale, questo è parlare da creatura. Come non mi può, proprio da me? Lui a me vai da parola. Scusate, Don Pasquale, ma la figlia vostra non lo vuole? No, scusate, tu fai poco scemo, se non mi nascondo con te, che? Tu nascondi? Sì, fatti, va. Faccia a me, va là, va te. Va là, va te. Sangue mio! Già, tu non sei sorridente, non sai io chi sono. Mi fa contro la faccia. Don Pasquale, io parlo con voi e voglio essere risposta a uomo, capite? A uomo. Quando la figlia vostra non aveva intenzione di mi sposare, non doveva venire a casa ieri sera, non mi aveva fatto salutare. E io mo che faccio? Io mo non posso scombare con tutti gli amici miei. Una cosa vi dico però, oggi è lunedì. Se per tutto il giorno a sera la figlia vostra non viene a casa a firmare il contratto, chi sapete che faccio? Vengo qua e faccio succedere un terremoto, ma faccio un brutto guardazzino, Don Pasquale. Ma scusate, Quando parlo con me lieve da cosa. voi avete ragionato. Mi pare che ci capite che una giorno non mi può. Tu povero fate tanta fatica, siete tanto buoni. Voi che siete tanto buono, veniate e non ci pensate più. Perché se voi tornate a dire al cielo e luccate al cielo, va a finire che siete venuti da casa e veniate da casa spaccato. Ah, è bravo. Scusa tanto, po' bello aiuto. E se mi fosse a casa a me, chi mi avesse saputo? Io stesso. Tu sei un caruglione. Tu fatti un sbrufo. A me sbrufo. Io come vedi non tengo armatura. Ma chi? E come ci volimmo fare? Alice più marò. È un pazziano. No, è un pazziano. Permettete? Sì, me la devo farmi un piacere, me la devo Sì, che bella faccia. Mannaggia, chi dei piaccia mi ha fatto carena molla, A nome pieno non è caduto una molaccia. ma sono io, non sono. Oh, chi proprio tu? Sta molla me la faccio legare in argento e me la metto vicino alla catenina del mio orologio. E quando la vedo, Poi dopo battere cavetto. dimmi una cosa, ma tu tieni mano. Povera mamma tua, e come dai? Povera occatore, e che dolore. Sacca buono, bello aiuto. E non finisce qui. No, non finisce, saluto Massone. Che Cristo ci teneva sul posto e hai fatto accompagnare mia moglie e mia figlia. Meno male che mi sono tornato appresso. Capo, se ne è chiuso, Sì, te l'hai chiuso, E metto paura che se avesse tornato con cuidado veramente. Ma non ci ho pensato che non torno più che lo scacchi di malandrino là. E parola d'onore, se avesse tornato un ghicio con una cauciata. Mo sai che vi volete fare? Visto che avete aiutato che vi sacca così bene, venite sta forza, venite qua, venite. Aiutate tutti che vi sa qui, perché tu non ti ho parato per lo fare le cose cose. Servilo tu. Buongiorno. Scusate signore, voi siete il negoziante Pasquale Catone. A servirvi. Favorirmi sempre. E avete con voi un impiegato che si chiama Felice Sciosciambocca? Sì signore. Oh, finalmente, non ne posso più. Sto camminando da stamattina, sapete?
Sono stato a casa sua, dovete sapere che io sono Don Cesare, il suo compare, e sono passato a casa sua, a Napoli, e ho trovato un vero squallore. Quella povera donna che piange dalla mattina alla sera, perché tutta assieme è scomparsa e non si è presentato più. Lo stato di quella povera donna versa in cattive condizioni. Vi prego, signore, se assolutamente egli non può ritornare a casa sua a Napoli, vi prego di assegnare un tanto al mese a quella povera donna e lo ritenete dal suo stipendio. Ma scusate, questa povera donna chi è? Come chi è? È la moglie, la misera Filomena. La moglie? Sì, o signore, la moglie, perché forse ti ha detto che non era ammogliato. No, non ce l'ho domandato. Sì, è ammogliato e tiene pure due figli, Cicilla e Caterina, i quali muoiono dalla fame. Signore, per carità, aiutateli voi! Però non c'è. Io non posso farci proprio niente. Io nato poco chiamo e me lo caccio. Non fa per me. Dicono tutti così. Per quello che fa la famiglia, non trovo la nostra. Ha messo servizio, sapete chi me l'ha fatto? Il deputato, l'onorevole Catti. Mi ha scritto che era un bravo giovane. Io però domani ci chiamano il figlio imbuttonato. Dentro ci metto tutto a mendere la mano. Poi quella roba la champagne e sapete, io penso che il deputato non ci abbia colpa, perché quello si finge un buon giovane, capite? Vabbè, fatemi un favore, venite qua, mettete qua. Vi voglio far sentire a voi come me lo fate. Sì, fate bene, licenziatelo, così forse, vedendo che perde un altro posto di lavoro, potesse che mette la casa un po' a posto e licenziato, ma la tua, Mi capisci? Ma voi volete che era capitare da casa mia? Scusate, e con due figli. Avete fatto stappare. E se vuole scusare la ricetta, mica il coraggio. Pasqua, Salute, che? all'ultima forma, ai figli di Issa, non ci pensi più. Perché se ha pigliato la soddisfazione, che non l'ha fatta a Don Benissimo, come l'ha fatta a te. Ma perché chi è impiegato tu? Ma perché che ha fatto Don Felice? Come l'ha? L'ha dato uno schiocco. Issa Don Felice? So, Iazzo mio, hai preso una banda. Don Felice l'ha data Issa. ma dove dici? Che dico? Boh, innanzi a me, Don Caruccio, l'uomo fiero, ha pigliato un pacco numero 1. Veramente? Ma allora è uno sproppone. E poi te ne sei addonato. E Don Benissimo è stato capace. Non felice non mi fa. Gli altri miei stai passando un brutto guapo. Non è vero che state a Costantinopoli, non è vero che è debole. Chi la Napoli? Sei una moglie con 2 figli. Scusa, e chi te l'hai finito? Non c'è, se lo compare su, che state a te. Possibile. E me io ho deputato. Un deputato che ha fatto imbrugliare pure ha pigliato uno spazio. E beh, che l'hai deputato? E pigli sti spazio. Posso prima. Poi sotto colpo chiamo e me lo faccio. Non venite a casa. Io sono visto la ciafacuona. Che credevi tu? Migna, hai sentito? Hai il tuo servizio mi vuoi fare buono? Anche le gare scene. Non vuoi caricare, lasciate stare, venite in casa. Che cos'è? Ma non mi piace, buongiorno. Padrone mio. Don Felipe, in poche parole, guarda un capire, spugliate e iate vedi. E a tu? E dove tu, sai che? Voi non fate più per me, vi licenzi. E a me mi passa una papà. Perché tengo questo signore che mi dà 700 lire al mese, tu la cioccolata la mattina, andiamo cena. Ah tu! E non ti fai la banca 6 soldi all'anno. Già, sarebbero 700 lire. Ma scusate, voi me l'avete detto? Voi l'avete venuta, vero? I pazziai! Ma questa non è una società di negozianti. Scusate, voi mi dite una cosa e poi ci diamo pazziate. Ma che te in Gabriele, perché chiedo? Non
importa, noi vogliamo essere creature. Voi però mettete capo e pensate a chi lato è creatura. Ma te piace? Voi ignami, Poi Pasquale. qual creatura? Qual creatura? Ma lo scemo fa, Lo scemo, postunato. non sapevo qual creatura. Cicillo e Caterina. Ah, questa sa, c'è una canzone. Voi ignami, Poi Pasquale. è una canzone. È una canzone. Vergogna, sappiamo tutto, abbiamo appurato tutto. Perché avete lasciato che la povera Filomena? Chi Filomena? Voi ignami, Poi Pasquale. Poi tozzi capo e capo tutti e due. di Filomena. Chi Filomena? Sapete chi Filomena? Dove che Filomena, non so voi. Già, voi non volete far sapere a nessuno. Vi fondo. Ma noi abbiamo saputo tutto. Don Cesare ci ha detto tutte cose. Don Cesare, chi è Don Cesare? Voi ignami, Poi Pasquale. Poi Pasquale. non sa manca Don Cesare. Non so, manca Don Cesare, non so. Il vostro compare. O compare mio. Lei decide che non sapete manca Don Cesare, compare voi. Ma io non so nessuno, ma voi che tanto state dicendo? Don Cesare, Caterina, Cicillo, Filomena. Ma chi è che conosce sta gente? Ma dopo sta uscito qua? Ah, sono pazzi. Chi è che conosce? Don Cesare, favorito. I favoriti! Come la nostra! Oggi capito, io è rido, Ma voi perché non? ma chi ne va a coppiare? Chi l'ha voluto fare una pazzia con me? Noi siamo amici, porta passare noi, c'è buono, ce l'ho. Sì signore, siccome me ne ha fatto tanto a me, e stavolta ce ne ha fatti una rissa, capito? Puzza, scuola, puzza. Ma non è vero che è sposato? Oh signore, la lettera che avete ricevuta è stata dettata da me personalmente al deputato per fare un altro scherzo, capite? Ci capite? E voi siete nipote del deputato? Sì signore. E che ci stai scritto da fare? Volete sapere? Leggete il cavello. Però è stata una mattina proprio spinta, Voi dite, le povere spinte, chi mi ha fatto perdere 30.000 lire, sapete? Chi ne facciamo fatto vestire questa roba? Ma ci capi tutte cose. Che non so pazzito, fanno al cipaglino. Padrone, oh, guarda, porta a fare i tutti telegraffi. Ah, in risposta. Io passato impiegato felice sul Sciamocca, fatto servizio militare 3 anni, bravo. E che c'entra che? No, perché oggi mi hanno andato a chiedere a radio. Chi va a capire come fate da curare a voi? Prima che stavo, desiderio mio nipote fare uno scherzo, essendo amico del raccomandato, perdoniamo insieme la gioventù, caro. Intanto voi partiamo, venite a guidare. Scusate, sì. Va bene, non ne parliamo più. Io poi per troppo rispetto che ho per vostro zio, me lo tengo sempre con me, in qualità di segretario. E come vi dicessi, con 100 lire al mese. Pasquale, mi sta a non è mio. Sì, anzi, ci siamo tutti quanti in campagna. E voi ci fate l'onore di venire con noi. Certo, con tutto il cuore. Poi la moglie di Ignazio e ci diamo. Ecco, dai. Hai capito? Dopo forse vuol scusare. Va bene, acconsento. Sciasciona via. Fratello mio. Come, Pasquale? No, quello che stava scritto nella lettera era tutto uno scherzo, non è vero. Scherzo? Ma non è stato proprio un bello scherzo. Sicuro, bello azzardo. Era un bello scherzo, speriamo che il pubblico dicesse la stessa cosa. Allora, in nome di tutta la filodrammatica Don Bosco ringrazio prima di tutto la presida, l'ingegnere Franco Trane e tutti quelli che ci hanno consentito di rappresentare questa commedia. Spero che vi sarà piaciuta. Adesso vi presento i personaggi e gli interpreti. Allora, abbiamo 3 truccatrici. Tina Venente, Francesca Chiocca,
Francesca Chiocca, non c'è Esther Capuano. Poi abbiamo dunque 2 suonatori, Pilato Mario, Giuseppe Guerriero, Raffaele Giorgio Piacquadio, Gennarino Salvatore Savarese, Salvatore Antuono Mazzella, Luigi Corrade Visone, Concettella Lidia Capuano, Marianna Lucia Di Scala, Clementina Ina Orsini Raffaele, Lisetta Alessia Ferrandino, Angelica Nunzia Di Meglio, Giulietta Daniela Scotto, Carluccio Alessandro Comitante, Michele Antonio Rando, Enrico Ernesto Ferrandino, Don Peppino Vincenzo Savarese, Ignazio Giuseppe Matuozzo, Don Pasquale Catone Leonardo Zagaria, suggeritore Paolo Calise, Felice Sciosciamocca Ernesto Di Litto, grazie. Dunque poi la regia è stata di gruppo e le luci e i suoni sono di Gelsomino. Vi ringraziamo, alla prossima. Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao.